padovana della provincia di Padova, che l'ha sempre eletta, Paola Goisis, viene a dare il suo saluto alla nascita del Partito dei Veneti. Prego Paola. Grazie e tanti saluti a tutti. Buona giornata, perché è una giornata splendida. Una giornata splendida per ciò che ci sta promettendo, ma soprattutto per ciò che noi riusciremo tutti insieme a realizzare. Si è detto e mi ha fatto molto piacere che è importante l'istruzione e la scuola. È vero, io sono stata insegnante di storia e di lettere per tanti anni. Mi dicevano che ero severa, sì, è vero, però io volevo molto bene i ragazzi e i miei studenti hanno imparato che se non conoscevano la storia della Serenissima non avrebbero mai avuto un 6. Per snellire un po' la situazione, voglio ricordare una cosa importante. Il 7 ottobre abbiamo rievocato la gloriosa battaglia di Lepanto del 1571, che ha visto Venezia e la Lega Santa sconfiggere i turchi determinati, decisi ad impadronirsi del Mediterraneo. Il sacrificio di Marcantonio Bragadi, che tutti abbiamo sentito e che conosciamo sicuramente, che è stato poi torturato e scorticato vivo, ha dimostrato il valore della Serenissima e delle sue genti. Oggi voglio ricordare l'inqualificabile comportamento dell'ultimo doge, che non era neanche veneto, che era friulano, forse per quello che ha fatto quella ignominiosa fine. Ludovico Manin, friulano e anche ricordare il comportamento del Maggior Consiglio, perché tutti e due, sia il Maggior Consiglio sia Ludovico Manin, si sono inginocchiati di fronte alla prepotenza ed arroganza di Napoleone. Il doge accettò l'imposizione di dimettersi, determinando la fine ingloriosa della Serenissima. Chiese perfino di rendere pubblico l'accordo siglato, renderlo pubblico almeno 3 giorni dopo, per potersene andare alla chetichella, e in modo tale da evitare il rischio di essere linciato dai veneziani, che già non lo sopportavano perché non era veneziano. E questo successe il 12 maggio del 1797, questo accordo, come ho detto, per evitare di essere linciato. Però il Veneto, 69 anni dopo, ha dovuto subire un'ulteriore umiliazione: il famoso plebiscito truffa del 1866, che ha relegato i veneti al ruolo di sudditi per altri 150 anni, violentando la loro volontà e intelligenza imprenditoriale, economica e culturale. Ma anche gli attuali governatori, che non nomino, e politici hanno continuato ad umiliare i veneti, nonostante promesse e referendum sbandierati ma disattesi. Sono stati proposti poi, dopo pressanti richieste, come abbiamo sentito prima, dai veneti, e realizzati solo per farsi propaganda, spendendo 14 milioni di euro dei veneti, sacrificati alla loro improvviditudine. Fortunatamente i veneti hanno compreso che l'unità fa la forza, che occorre abbandonare individualismi e personalismi. Per questo si sono uniti nel Partito dei Veneti, anche noi di Grande Nord, perché i veneti vogliono essere gli artefici del loro destino, forti della loro storia, della loro cultura, della loro imprenditorialità. Oggi il Partito dei Veneti ha ripreso idealmente la bandiera di San Marco, sepolta, intrisa di lacrime dal capitano della guardia Giuseppe Viscovic sotto l'altare maggiore del Duomo di Perasto, e custodita fin dai tempi più antichi dall'ammiraglio della flotta veneziana. Per secoli 12 gonfalonieri di Perasto erano designati a difenderla a prezzo della vita, come accadde a Lepanto sul ponte della nave. In segno di rispetto nei loro confronti e a testimonianza dell'impegno che oggi i veneti si assumono,
La bandiera di San Marco continuerà a sventolare fino a quando non avremo riconosciuto il diritto dei veneti all'autogoverno, all'indipendenza. Ma la libertà... Grazie Paola. Non ci sarà nessuno, dobbiamo conquistarci. Viva San Marco, viva il Veneto! Grazie.